Marghera cambia. C'è la volontà di riqualificare il waterfront di Venezia, proprio come è stato fatto in altre importanti città estere, da Sydney a Barcellona. Il nuovo padiglione acque darà la spinta, ma l'intervento non riguarderà solo la struttura che ospiterà gli eventi di Expo. Condotte Immobiliari, che si occupa del progetto, sta infatti ripensando l'intera zona. Servono però le infrastrutture. Un passo in avanti in tal senso è stato fatto con il via libera al collegamento acqueo. I soggetti in campo ce la stanno mettendo tutta per completare, diciamo, gli approntamenti, quello che serve per avere finalmente una banchina da cui muoversi con una barca verso il centro storico di Venezia. Questo è un risultato, diciamo, insperato, e siamo contenti che sia così, perché riqualifica complessivamente l'intero waterfront. Questa soluzione è stata certamente adottata in vista dei flussi previsti per l'Expo, ma servirà anche in futuro. È funzionale a tutti questi flussi che si stima arriveranno nel nuovo padiglione che sta per essere completato per il palinsesto acque che Expo Venice sta sviluppando. Si parla di numeri intorno dei 4-5 mila nei momenti di picco durante i weekend. Queste sono, diciamo, le stime che ci sono al momento. L'intero progetto è stato presentato a Cannes davanti a una platea selezionata di esperti.